Che c'è? Che è successo? Sono commosso. Perché sei commosso? Perché? Sei commosso? Perché? Che è successo? Non sai chi mi ha chiamato? Chi ti ha chiamato? Gordon. Chi è? Ah, Gordon, lo chef. Gordon Ramsay. E che vuole? Che Ma ha detto? Che ha Se ti detto? dico cosa mi ha chiesto non ci No, credi. dimmelo, cosa ti ha detto? Lo Mi voglio fai sapere. lezione di cucina siciliana? Dai, Io vabbè. a lui, ti rendi conto? Dai, E mi fa, dice, guardi la pago, ci maestro, da lei non voglio soldi, ma io le do 2 milioni di dollari, se li può tenere, non li voglio. Guarda, non è per non crederci, però dico, mi sembra un po'... Ma stai scherzando? Eccessiva. Più tardi te lo faccio telefonare. e Come te lo pago. cosa? Più tardi lo facciamo. Allora, oggi cuciniamo qualcosa di meraviglioso, ma prima cuciniamo? Che c'è una cosa prepariamo? di rito. Saluto la mia camera. Ecco. Quella. Hai Si è sbagliato. offesa, si è offesa. Giustamente ho detto, Ognuno con le sue camere. ma questa è la che camera di Desiderio. Quella è la mia Scusa, camera, quella è la giusto. mia camera. Per favore, Scusami, ognuno con le Gioia, non sue. è stato un lapsus freudiano, ti prego, ti prego. Saluto la camera dell'artrosi cervicale. Esatto. Come potremmo scordarci? A Piccirin, esatto. E sì. poi, lo non ultimo, saluto anch'io, lo zio Gianni, guarda, zio oggi c'è la faccia Gianni, come migliore. stai? Che Oggi c'hai? lo vedo più allegro, non lo so. Non lo so, Sì, sai, sì, non sì. sono convinta di questo. So che è uscito con un'altra fantasma. Cosa ha avuto? Sì? Sta avendo dei risvolti sì, positivi? sì. Ottimo, va bene. Oggi Allora, facciamo il... ti faccio che ne vedere. so, il pesce? No, ti faccio vedere, No, ti la faccio vedere. salsiccia, Ti faccio vedere. Oggi facciamo il cartoccio. Brava! Subito l'hai indovinata, è incredibile. vabbè, il cartoccio lo so fare, C'ha un'intelligenza. sì. Allora, facciamo 2 cartocci. 2 cartocci. Facciamo un'orata al cartoccio, Sì. che è di solito la solita ricetta, noi invece la andiamo a La variare. facciamo 2 orate. Sarebbe 120 minuti, è giusto? Credi? Sì. Cose da pazzi. Veramente, allora, Allora. faremo queste due orate, 120 minuti. 2 facciamo. orate, 120 minuti. Facciamo una Un'orata. orata al cartoccio e poi faremo degli strozzapiedi con una crema di carciofi. Al cartoccio? Al cartoccio, con un finale di crema di parmigiano. Come Dai, ti pare? mi Come ti sembra pare? una ricetta Cominciamo. scicchissima. Allora, siccome ho detto che variamo la ricetta Sì. dell'orata, Sì. andiamo a preparare una salsa all'aglio. Una salsa all'aglio. Per cui tu gentilmente mi dai l'aglio. Eccolo. Io metto dell'acqua qui. Non è che per caso lo... Cosa vorresti? Che io lo spicchiassi? Esatto, no, non lo fai. Tu queste cose non le fai. Poi prendo dell'olio. Guarda, ho messo. Quante ne vuoi? No, prendi, aspetta, questo coltello, scusa, posso, non vorrei. Dimmi. No, perché ti voglio agevolare. Quello è piccolo, prendi questo. Va bene. No, anzi no, guarda. Prendi questo. Va Dai, bene, ma che lo cambia? speluttino, Non fai, non cambia c'è, molto. non ha qua Ti lo fai male. speluttino. Ok, c'è lo speluttino. Allora, qui ho messo dell'acqua, aggiungo dell'olio abbondante stavolta, perché dobbiamo fare proprio una salsa. Aggiungiamo questo e andiamo a tagliare l'aglio che tu gentilmente mi hai pulito, così va bene, anche quello va bene. Quante ne vuoi? 2 spicchi vanno Va bene bene? così, va bene Ok. così. Togli tutte le mondesse. Ok. E la mettiamo qua. Facciamo partire il fuoco e con Ok. una frusta abbiamo trovata. Allora, Andiamo. quindi hai messo olio, acqua e aglio sì. e stiamo facendo una Per salsa adesso sono all'aglio. questo, sì. Giusto? Adesso mi porgi il sale Eccolo qua. e andiamo a mettere 2 ciuffettini così interi di prezzemolo. Bene, quindi Capito? bella aromatica. Ok? Un po' di sale. Mentre questo sta andando e andrà in cottura graziosamente, Sì. noi dobbiamo preparare un addensante perché questa salsa deve venire bella cremosa. Cremosa. Come lo facciamo? Ci vuole l'amido. Con dell'amido. Giusto. Speriamo che non sia quello digestivo. No, no, è amido. Mi dai un cucchiaino, bella donna? A te. Grazie. Facciamo, guarda, un cucchiaino e mezzo di amido. Andiamo ad aggiungere un pochino d'acqua. Guarda. E lo
mixiamo così, lo sciogliamo. Quindi lo diluisci un po', l'hai sciolto un Esatto. po' E lo andiamo a mettere e lo tutto. mischi là. Basta, Ok, E ottimo. ora farà il suo santo dovere. Mescoliamo. Andiamo a mescolare, alziamo la fiamma e comincia questa emulsione. Cosa succede? Che l'acqua comincerà ad evaporare, capito? E lasciamo questo bel sapore di... Ah, posso dirti che il profumo è niente No, male? è abbastanza buono. È abbastanza senti? buono, devo dirti di sì. Nonostante io non ami l'aglio, però veramente invitante. Ecco, vedi, guarda come sta addensando. Sì. Vedi? Però lo dobbiamo portare a Quindi, ebollition. orata al cartoccio, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una crema all'aglio, abbiamo detto. Brava. Niente di più che un po' d'acqua, Olio olio e e aglio. l'aglio, prezzemolo e poi abbiamo messo dell'addensante che è l'amido di mais, giusto? Brava, Mm. brava. A questo punto, A questo punto, Desi, avrei bisogno, come si chiama quella Cosa? aromatizzazione al limone? no, quello zest, Sì, dammela, tipo dammi il limone, lo faccio io. Fai uno zest. Ma lo sai cosa vuol dire zest? Zest limone e sale. Perché non fosse No. catanese, una bibita catanese, selza limone e sale. Zest è la buccia, Gioia. Buono zest limone e sale, È selza limone e sale. E com'è? Come sarebbe questa bevanda? Non conosci selza limone e sale? Lo conosco, certo. No, glielo puoi lasciare, non ti preoccupare. Gliela lascio? Sì. Volevo fare una cosa fatta bene. Ed è fatta bene, tutto ciò che tu fai è fatto bene. Cioè, la mano, capito? Come fai tu a fare quel colpetto così veloce, tipo nervoso? Senza Perché devi perdere usare le questo dita. coltello. Ah, è una questione di coltello, ok, Devi va tenere bene. le dita chiuse così. Le dita con così? nocchie, Così, che ferma? distanzia la lava. Che distanzia faccio la così? lava. Ma No, non devi sbattere. Ecco, bravo. No, ragazzi, aspettate. Vai. Ci sono. Aspetta, Vai. Scioccante, ragazzi, No, le scioccante. dita così non le devi mettere però. Vabbè, ormai ho finito, Sembra a guarda. nocchia le devi mettere, le nocchie. Pazzesco, Va bene, aggiungimi ragazzi. questo gesto Ciao. qua. Dai, Cioè, qua siamo a livelli altissimi, senza dubbio. Zest, ecco. Vai. E la nostra crema all'aglio Tutte, prende mettile corpo. E questo è pronto. E questo è pronto. E adesso facciamo una cosa, guarda che facciamo. Tieni questo che sta cadendo. Grazie. Aspetta. Mescolo, giro, no? Va bene, va bene. Ci deve essere un colino. Quello Questo piccolo? sì. Questo, vuoi questo? Perfetto. Questo te lo regalo. Eccomi. E andiamo a colare questa crema che abbiamo fatto. Ora Meraviglioso. mi dai, scusa, tieni questo e andiamo, guarda, a schiacciare Ah, schiaccio, ok. l'aglio. Dopo questo schiacciato raccogliamo quello che si è schiacciato e non va più. Ti vorrei dire una cosa, mi senti l'odore di questa salsa e mi sai dire? Sì, vuoi che l'assaggi? No, io non posso assaggiare oggi, l'aglio non l'assaggio. Ma lo devi assaggiare. No, non l'assaggio. Perché non lo vuoi assaggiare? Ah, io ho un appuntamento galante stasera. Che c'è? Bella questa ma questa è bella veramente. E brava la Daisy, io un appuntamento galante. Scusate, ragazzi. Ma di dove ti vengo? Chiedo scusa al pubblico. Ma sì, è bellissimo, però è bellissimo. Vabbè, allora, a parte prepariamo gli il scherzi, cartoccio? prepariamo il cartoccio. Salsa all'aglio pronta. E allora, io Molto preparo- semplice da preparare, Assolutamente, devo dire, pochi assolutamente. passaggi. Quindi Guarda come la preparo il andate a cartoccino. vedere la ricetta su Sicilia Play o Brava. aspettate la fine Scusa. della puntata per Grazie, si può spostare un poco? Grazie. un riepilogo. Ah, ecco, bello, dai, che sono. Va bene così. lo so. Va bene, allora, E allora, facciamo questo cartoccio. dai, facciamo il cartoccio. Portiamo un attimino di olio Sì, a base. Così non si impiccica Ah, la ok. pelle. Così la pelle non si impiccica. Questo parlano a carta del 7. Capisci? Così non si impiccica. così. Sì, a cosa parlano a carta del 7. Vediamo lo pesce. Ci Prendiamo capiamo la una nostra dicchia di sale. orata, ci Pure un mettiamo sale. un po' di sale. No, dai, lo faccio io, dammi un sale. No, vabbè. Dammi un sale. Lo giriamo.
Bello sale. Un altro poco di sale. Bello sale. Questo è così. Apriamo la panza Un po' di dentro. e va bene così. Poi Poi prendiamo questa magia che abbiamo questa testé crema fatto, all'aglio profumatissima, devo dire. che abbiamo testé fatto. E che vuoi fare? Questo te lo regalo, mi dai un cucchiaio, appoggialo così, brava. Eccolo. E andiamo a nappare Nappiamo. il pesce. Così. Così. Guarda. Ottimo. Inside. Ma non finisce qua, mon amore. Che ci vuole ancora? Tieni, Guarda, spostami nappa qua. qua. Ormai che ci siamo. Va bene? E adesso ti faccio vedere un'altra cosa, mon amore. No. Guarda questa patata. Guarda. Andiamo a prendere una mandolina. No. Prendiamo la mandolina. Cosa fai? Delle fettine di patate? Sì. Delle... come si chiamano? Le Delle foglie di slide? patate. No, delle... uno zest di patate? No. Potrebbe Le essere. foglie, guarda, guarda, tieni. Tieni, guarda. Ah, fai una specie di cosa? Di copertina? Lo faccio delle squame grandi, come se Ah, fossero delle squame, ma delle grandi bellissimo, squame. guarda, vedi? C'è dell'arte qui, C'è dell'arte. Oggi nell'aria. Metti un pomodoro qua per fare l'occhio No. del pesce. Nessun pomodoro. Dai. No. No. E Vabbè. ora questi li mettiamo di nuovo in acqua. Dov'è la... Eccola Eccola. qua. Come vedi la patata non è diventata nera perché... No, perché era messa Acqua nell'acqua. e sale. E sale. Mi fai bere. Un pochino di sale sulla potatoes. Poi prezzemolo. Così. E andiamo a chiudere il cartoccio. Come lo chiudiamo il cartoccio? Con un altro po' di cartoccio. No, Tu magari l'avresti chiuso... così. No. Guarda che ti faccio. Prendiamo la misura. Tagliamo. Ah, quindi 2 fogli di carta stagnola sovrapposti. E facciamo, guarda, uno, chiudiamo, 2, chiudiamo, ora da questo lato, chiudiamo, ora di qua, ora di qua. Ottimo. Quindi un cartoccio così molto ordinato, devo dire. Allora, Dimmi. diamo i consigli per i consigli. Assolutamente. Torniamo tra poco Nel frattempo con... che Nel ci frattempo saranno- cosa? Ci saranno i consigli per i consigli, noi mettiamo questo In forno. nel suo piatto e lo andremo a infornare. Ottimo. Va bene? Per cui vado e torno, i consigli e poi al forno. Ma che c'entra? Ma vieni. Ma che ti Non viene? lo Vedi so, le così. pubblicità? Vabbè. Consigli per i consigli. Quanto sta in forno? Ma diciamo più o meno un poco. Dai, quanto sta? Un quarto d'ora a secondo, tutto dipende dal pesce. Ok. Dovete considerare 30-40 minuti, un chilo, un po' meno a secondo come il pesce. Io intanto ho fatto partire l'acqua perché dobbiamo fare gli strozzapreti al cartoccio. Ottimo, va bene. E allora Quindi, da cosa iniziamo partiamo? a preparare il ripieno, cioè il condimento della pasta. Sì. Condimento. E cominciamo. Prendiamo questa pentolina, la mettiamo qui e la facciamo partire di ramazza a tutta andata. Prendiamo dei pomodorini rigorosamente sporchi. Non è vero, dai, dillo. non lo dire. Dillo che sono Che devo rigorosamente farli? Devo sporchi. tagliare? Dai, Sì, fammi fare qualcosa. a pezzoni, come vuoi A tu. pezzoni come Sì, sono? come Com'è vuoi a tu. pezzoni? Ecco. Vai. Così? No, a pezzoni, anche a metà. Ah, più Anche a grossi, metà, va anche a metà. bene. Ecco. Andiamo. Quindi i pezzi Andiamo, grossi, andiamo, così. andiamo. E a questo punto, vedi, mi dai dell'olio? Vado? Vai, sì. Un filo d'olio. Filo d'olio così, va bene.
poi uno spicchio d'aglio. Eccolo, guarda, è qua. A questo punto che diamo la soffritta mettiamo un po' di sale, Eccolo. in modo che lui mi tira fuori un po' di umido, di umidità, di liquidi. Dopodiché andiamo a prendere questi bei carciofi che abbiamo tenuto in acqua e con un po' di acquetta li andiamo a mettere Così. così. E Quindi diamo questo è una il bella condimento saltata. del nostro Questo è il primo? condimento del cartoccio di strozzaprete. Pomodorini grossolani, olio e fuori di carciofi. Bravo, bravo. Ok, sale. Poi, sale e basta. Così. Sale. E le andiamo a fare, praticamente gli abbiamo dato una specie di accotturamento. Accotturamento. Non è proprio una cottura. Ok. E ci prepariamo con il frullator. E a questo punto facciamo quella Frulliamo magia tutto di cui così, ti quindi parlavo. appena Aspetta. proprio una cottura leggera, una saltata perché in poi- padella abbiamo dato. Perché questo? Perché poi mi va in crema, che ne so. In forno. Ah, ti va in forno. per cui una volta che mi va in forno, Completerà la cottura in forno. brava. Signora, mi gradesse del parmigiano, per favore? Questo? Sì, Eccolo qua. grazie. Così. Qualche cucchiaio di parmigiano, un po' d'olio ancora. L'olio perché ci fa la crema, ci fa il pesto. Ok, e andiamo di mulino. Bello, bellissimo. Andiamo di mulino. E abbiamo preparato la salsa. Sempre, sempre. Dice la scuola obbligatoria, ma l'ignoranza Non è ne fa una facoltativa. giusta. No, ne vanno tutte giuste. Vabbè, È che allora. quello mi cade sempre. A questo punto prendiamo una bowl, così, questa di qua. Mi dai il questo? bicchiere? Lo sai prendere, vero? Bravo. Eccolo. Bravo. E lo mettiamo qua. E versiamo quindi questa crema che abbiamo fatto. Sì. Con carciofi, pomodorini e parmigiano abbiamo detto, Bravo, giusto? ma non finisce qua. È una cosa che tu fai spesso, Non finisce qua. questo tipo di preparazione, di Ma non saltare un po' finisce in qua. padella e poi frullare, quindi Ma non finisce qua. questi sughi particolari. E non finisce qua, l'hai detto? E non finisce qua. Perché andiamo a dare un po' di corpo Sì? con la salsiccia. Grossolanamente abbiamo... Cosa Serve abbiamo questa? fatto? Cosa No. abbiamo fatto? Abbiamo privato del suo budello budello. la salsiccia. Perché sbudellato non è una... Mamma, che brutto. brutto, Bruttissimo. orribile. Un pezzetto di... piccolo, proprio, guarda, un pezzettino. Niente, No, metti là la fondina. sì. Prego. La buccia mi hai dato, che mi hai dato? Ok, guarda. Questo è giusto per dare un sapore un poco... Mi dai un cucchiaio, Gioia? A te? Sì. Come sa? A little bit of salt. Buono. Com'è? Molto buono. È tempo di... Fare la reazione di Maillard. Brava, brava, questa volta l'hai detto. Che Tu si sai fa? cosa mi fai? No, l'assaggio. metti la pasta giù. No, va bene, ci sono pronta. Allora, mettiamo giù la pasta e mettiamo il sale. Ok, Ok, fatto. perfetto. Abbiamo messo giù la pasta, tanto Bene, ci nel sta frattempo che a facciamo? cucinare
ci sta veramente... Ah, ma senti, la salsiccia che hai fatto l'hai messa qua? Sì, E non certo. me l'hai detto? Come? L'hai aggiunta qua? Sì, allora te lo dico, ho messo la salsiccia qua. Vabbè, fai le cose per conto tuo, scusami, no, io sono le hanno qua. viste, le hanno viste le Ma cose. chi l'ha visto? Tu sei distratta. Mi hai distratto, metti la pasta lì. Vabbè, allora, La quindi salsiccia che ho appena Privato del smagrato, l'ho messa qua. Va l'hai bene? messa lì, ok. Ok. Questa pasta vuole pochissimo di cottura. Perché è fresca, è quella fresca, giusto? Sì, brava, è pasta fresca. Ok, e tiriamo fuori i nostri strozzapreti. Qua così. Mettila qua, Gioia, Eccoli. che io faccio un'altra cosa, guarda. Qua. Andiamo a mettere questo condimento così. E andiamo a mescolare. E mescoli tutto direttamente in una bowl Sì, praticamente. certo. Un po' di parmigiano. Aspetta che qui c'è un pezzo di fondina. Figurati. Parmigiano? Sì. E va bene così, basta. Ok. E andiamo a preparare il cartoccio. Andiamo a preparare il cartoccio. Stesso identico metodo del cartoccio di prima. Ok? E come per magia Bellina, andiamo a eh? mettere in forno così e lo Come si buttiamo mette il in forno? Con tutto Quanti il piatto. gradi? Sempre 200 gradi per un 10-15 minuti la pasta. E la andiamo a mettere in forno. Quindi l'hai scesa praticamente molto al dente la pasta? Era molto al dente la pasta? Sì, non è cotta perché deve finire di cucinare là. Adesso per accompagnare questo pesce Sì? ti faccio un condimento veramente condimentato. Ti faccio vedere qualcosa di eccezionale, guarda. Per sublimare quel pesce che abbiamo fatto dove c'era Allora. la mancanza di acidità, per esempio del pomodoro, mettiamo a crudo i semi-dry. Dai, tomato. fammi vedere. Questo, Allora, dai. ricordiamo, Me lo abbiamo avvicini? in forno l'orata al cartoccio. Sì, Come la completiamo? così. Quindi i nostri pomodorini semisecchi, giusto? Bravo. Ok. Ok. Questi qui ci premoniamo di un coltello, tipo questo, e andiamo a tagliare così, grossolanamente così. Questo renderà al pesce quel po' di acidità che serve proprio nel gusto, nel palato. Così, per cui tu quando vai a mordere, Sì? mordi il pesce nella sua naturalezza e poi E questi? questo di qua. Ok, adesso dobbiamo fare un'altra operazione che è quella di far andare dell'olio. Ah, ok. Sempre lo stesso olio, diciamo. Certo, perché quest'olio del c'ha un condimento. sapore c'ha un sapore aromatico che è meraviglioso. Ok, Per quindi cui lo lasciamo. Mentre per le strozzapreti al cartoccio Sì? facciamo una cremina di parmigiano. una cremina di E ti parmigiano, faccio dai, vedere fammi come la vedere. facciamo. Guarda, scaldiamo un pochino di latte, poi le dosi le troverete. Aggiungiamo al latte la panna, Sì? pizzichiamo di sale, voilà, Ecco. un petit peu, e lo facciamo un attimo stemperare. Questa mi serve. Stemperiamo latte e panna. Togli questa, prendiamo questa scodella, guarda.
Desiree, questa è la crema che metteremo nel cartoccio di strozzapreti. Ottimo. Adesso passiamo a che cosa? L'assaggio. Brava. Usciamo i nostri piatti? Usciamo i nostri piatti, dai. Cominciamo siamo con pronti. che cosa? Col cartoccio di pesce. Ah no, con la pasta. Con la pasta. Brava, brava. Signori, è incredibile questa donna. E qui abbiamo il nostro cartoccio. Attenta che ti abbruci. Qui abbiamo fatto una porzioncina da porzionare e devo lo andiamo a dire di sì. porzionare. Lo andiamo a porzionare, guarda. Mi dai un cucchiaio? Senti, come si chiama questo primo? Strozzapreti. Strozzapreti con carciofi e salsiccia. Ok. Crema di carciofi e salsiccia. Un forchetto. Eccola. Io ritengo che per l'assaggio questa basti. Vabbè. È caldo. Ah! E un altro cucchiaio me lo dai? Te. Grazie. E questa era la crema di parmigiano, giusto? Yes. Ci sta bene secondo me la crema di parmigiano. Pepe, il pepe? Dai un giro di pepe. E andiamo all'assaggio. Subito così? E voilà. In maniera istantanea, va? Sì. E la crema. Io non lo posso assaggiare, No. giusto? No? Ma senti, mi fai vedere questo contratto? Vabbè, andiamo oltre. Andiamo Te lo oltre. mando per email, prendi il cartoccio Andiamo di a pesce. prendere il cartoccio di pesce. Dai, aspetta un attimo. Così. Ciao. Oggi non ho mangiato, lo sai? Oh, poverina. Andiamo a tagliare qua. Buono, buono. Guarda sì, guarda sì. Mamma mia, Guarda sì. guarda. Ragazzi, veramente non riuscite a sentire il profumo, che è qualcosa di incredibile. Prendi un piatto di quelli rettangolari, piccolo, e andiamo a diriscare questo pesce. Le patate le mettiamo su. Guarda le foglioline delle patate come sono diventate. E che fai adesso con quelle? Te le mangia. Mi avvicini il piatto. Guarda che morbida quell'orata, sembra che parla. Aspetta, non toccare, non toccare. No, no, la dobbiamo completare, Non toccare. certo. No, mi stavo preparando. Sì, tu stavi mangiando. No, no. Va messo il condimento dei pomodorini. Va messa la patata. Ti ho messo le fogline di patata col prezzemolo. Poi, prendiamo i pomodorini che avevamo detto di prendere così, con il loro olio. Aspetta che ti faccio spazio. Mi sono ribruciato. Prego. Cioè, se solo tu potessi assaggiare, Ma guarda. perché io non posso assaggiare? Non è Vabbè. previsto. Passeremo un'altra bella giornata e intanto lei si mangia l'orata. Arrivederci. Arrivederci, alla prossima. Bravo, bravo. Orata al cartoccio con pomodorini, semidrai e salsa all'aglio. Un'orata di circa 600 grammi, un barattolo di pomodorini pomap, uno spicchio d'aglio, prezzemolo quanto basta, olio, evo, sale e pepe quanto basta e una patata. Per la salsa all'aglio 100 g di olio evo, 50 g d'acqua, gambi di prezzemolo, 4 spicchi d'aglio, sale e pepe quanto basta, strozzapreti al cartoccio,
400 g di strozzapreti, 3 carciofi, all'occorrenza surgelati, 300 g di pomodorini, 50 g di parmigiano e 100 g di fontina. Per la crema di parmigiano 150 g di latte, 150 g di panna fresca e 150 g di parmigiano.